Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, Football Manager ragazzi, il Leeds Newcastle, quarto di finale di Capital One, veramente raga, vogliamo continuare il sogno, chiaramente formazione titolarissima, unica eccezione per Green a destra al posto di Beck infortunato, andiamo. So che le possibilità di vincere sono poche perché già il sogno con l'Arsenal è stato un miracolo, a Londra sarà dura perché comunque è la titolarissima ragazzi. Il Newcastle con Coloccini, Young Ambiwa, Debussy, Caballé, Gutierrez, Rami, cioè tutti giocatori di livello chiaramente superiore al mio, però proviamoci insomma. Proviamoci. Ok, Caballé lo pressiamo. E ok, penso che possa bastare. Energico. Ok, mentalità, controllo, non rischiamo di attaccare e andiamo. 17 dicembre, Haaland Road, quarti di finale, Leeds Newcastle per un sogno chiamato Capital One. Sarebbe bello anche portarla a rigori, cazzo, con quantomeno insomma se lo dobbiamo giocare fino alla fine. Vai Green. Green per Ocampos. Ocampos erroraccio. Il Coloccio recupera. Il Coloccio per Krull. Krull la rinvia. Remi gol là. Mamma mia, traversa oscena di Remi. Il classico traversone cumendiano osceno. Ocio. Bravo, dai Ladley. Il piccolo Ladley. Per Ocampos. Vai Ocampos. Noble. Austin. Ladley. Noble. Austin. Fallaccio, non fischiato, recuperare mia. Ai ai ai, questo è gollazzo, su fallo. Mamma mia, grandi. Mamma mia, Cabaia, il Newcastle chiaramente sta attaccando, sa che è favorito. Gutierrez, fuori gioco del Jonas Gutierrez, maledetto. Beh, trentesimo, Fioi, trentesimo. Cerchiamo di fare un'azione, però ragazzi, gol. Mamma mia, gol. Gol di questo stronzo di Anita. Niente, dai, siamo fuori, pazienza. Sarà durissimo recuperare, sarà durissimo. Proviamo ad andare offensivi, ma ripeto, il Newcastle ha messo tutti i titolari, vuole assolutamente vincere, giustamente. Comunque già arrivare ai quarti è un bel onore. Nobel, Nobel, eccolo! Cosa ha parato non ci credo. Cosa ha parato lo stronzo, non ci credo. Non ci voglio credere, che schifo. Adesso andiamo a prendere. Mamma mia, sì, però. Che punizione perfetta. Dai ragazzi, dai che non è ancora finita. Intanto il Norwich sta battendo 1-0 il Chelsea, espulso John Terry, incredibile, incredibile, incredibile. Ce la possiamo fare ragazzi, crediamoci. Se tra poco cambiamo anche Martins, che non è in una forma strepitosa, almeno fino adesso. Cracker Doria per Austin. Attenzione, espulso anche un giocatore del Norwich, Garrido. Tattiche, proviamoci, proviamoci. Ai ai ai, ai qua se segnano è finita. Puttana, figli di Troia, è finita. Vabbè. È finita, mi state sui coglioni, ma oh, siete più forti, è giusto così. 2-0 del Newcastle al Ellen Road. Proviamo tutto per tutto, tanto ormai non c'è poco da difendere. D'altronde arrivare ai quarti è stata già un'impresa per una squadra di Serie B, comunque siamo l'unica squadra di B. Insomma, i quarti di finale, va bene così. Abbiamo sentito anche la tensione, probabilmente i giocatori sono molto molto stanchi. Cerchiamo di non prendere 3-0, però almeno quello, grazie. Bravo Liz. Warnock. Diouf. Nobel.
McCormack sbaglia, niente da fare, niente da fare. Partita è finita, sconfitta per 2-0, con onore, andiamo fuori. Quarti di finale con quella dirigenza da essere soddisfatti di quello che avevamo fatto in Capital One. Adesso ci sarà anche la FA Cup, ma è chiaro che la FA Cup è ancora più dura. Finita, è stati anche sfortunati, comunque forse se veniva fuori quella punizione magari poteva cambiare tutto. Ragazzi, vedi il campionato, Leeds Barnsley che è al quinto posto, un po' di cambi, McCormack, Biondini, Murphy e Watton al posto di Ladley, Martins, Lees e Nobel, perché veramente ragazzi sono molto stanchi dopo la prestazione in Capital One, che a proposito in Capital One c'è una squadra di Serie B che è riuscita addirittura a battere il Manchester United nei semifinali che è del Brighton, quindi complimenti a loro. Battere il Manchester United sicuramente non è un'impresa semplicissima, bravi. Noi siamo primi però in classifica in Sky Bet Championship con 42, 48 punti, secondo Nottingham Forest a 42, quindi più 2. Il Nottingham Forest quest'oggi gioca contro il Birmingham, quindi squadra che è ultima in classifica, bene. Quindi sarà un po', saranno cazzi cioè, dobbiamo vincere oggi se vogliamo mantenere i 2 punti di vantaggio perché il Nottingham al 99% porterà a casa la vittoria. Tanto che stiamo facendo veramente un campionato incredibile, ma non basta, cioè non riusciamo ad andare in fuga, veramente. Il calcio inglese è molto molto competitivo, lo sapevamo. Dai ragazzi, noi dobbiamo vincere questa partita in casa, attenzione Brande Diouf, vai Diouf, vai Diouf, vai Diouf, Diouf, McCormack! Ragazzi, McCormack è bello in forma rispetto a Oba Martins. Ross McCormack, ottavo gol in stagione, grande Leeds. Intanto vediamo. Attenzione, addirittura in vantaggio il Birmingham. Però Birmingham 1, Nottingham Forest 1. Attenzione di uff. Mamma mia. Dai che male il Birmingham mi fa il regalo. Ma il Brinkton c'è veramente in semifinale di Capital One. Miracoli. Comunque già a fine primo tempo ragazzi. Veramente una partita emozionante. Partita super emozionante all'Elland Road. Dai, portiamo a casa i 3 punti, andiamo via, dai, andiamo a casa. Quello è l'importante, è che se non giochiamo bene chi se ne frega in sto momento, l'importante è avere sta cazzo di promozione. McCormack, sempre 1-1 intanto tra Birmingham e Nottingham Forest. L'Huddersfield vince 1-0 col Brinkton. Siamo al 52esimo ragazzi, 52esimo minuto. Mettiamo Christopher Kramer per Austin e Brian per Cracker Doria che lo vediamo. No, scusate. No, 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 no. Coso. Tom Lees per Doria che è molto stanco. Sempre 1-1 tra Birmingham e Nottingham intanto. Partita veramente noiosa onestamente, cioè, non stiamo facendo grandi azioni. Biondini o Campos, bravo, Campos di tacco per Biondini a Green, McCormack recupera bene stile. Bravissimo il Biondin, vai Biondin, niente da fare, recupera ancora. Oh, ai ai ai, per questo è gol. Mamma mia, grande Sommer traverso incrocio. Mamma che culo. Mamma che culotto, però stiamo attenti, fioi, non podemo fare ste stronzate. Perkins. Sempre 1-1 tra Birmingham e Nottingham, infortunato Hallan nelle file del Birmingham. Ultimo cambio all'83esimo ragazzi, final cambio. Martins per McCormack. Vediamo se può dare un po' di profondità, un po' di velocità all'asso nigeriano. Sta facendo comunque un buon campionato. Stiamo sul controllo adesso e rallentiamo il ritmo.
89esimo, 4 di recupero, ma dove? Dai, no, non che credo. 4 di recupero mi sembra un po' un'esagerazione. Bravissimo Diouf, non esce, però la palla non arriva a Martins. O'Brien, vi prego, fai sti tenti adesso, bravissimo Warnock, Murphy, Watton. Ragazzi, sveglia, eccolo qua. Mamma Sommer! Mamma mia Sommer, cosa ha fatto ragazzi? Ha fatto un miracolo degno del migliore buffone, ancora traversa! Siamo che fortunati, biondini. Seconda traversa per il Barnsley. Diouf, chiudiamola per cortesia. Di testa qualcuno e Watton la mette! Scott Watton la mette! Meraviglioso gol! 2-0, non meritatissima sta vittoria, ma sono 3 punti pesantissimi. Dai che andiamo a casa, dai che andiamo a casa. Bellissimo regalo di Natale del Leeds 2-0 sul Barnsley. E il Nottingham Forest teoricamente ha pareggiato. Ben fatto comunque, voglio incitare la squadra, buona vittoria di cuore. E il Nottingham Forest ha pareggiato e si gode, e si gode. Vai ragazzi, l'ultima partita di questo video, Blackpool, Leeds, sono 16esimi in Blackpool. Siamo a Santo Stefano ragazzi, speriamo che a Natale sti qua ne abbia mangiato troppo panettone. Siamo con la titolarissima a Blomfield Road. Fioi, andiamo da vincere, cioè non mi interessa perché siamo a più 4 adesso dal Nottingham Forest e la prossima partita è proprio contro il Nottingham Forest. Quindi ragazzi cerchiamo assolutamente di vincerla per festeggiare alla grande le feste e andare a scontro diretto con almeno 4 punti di vantaggio. Dai ragazzi, Blackpool Leeds United. Siamo favoriti di dimostrare... Ah cazzo, Campos e Duffy non sono molto convinti. Vabbè. Sta nel campo sembra un tantino ghiacciato, eh? Campo un po' ghiacciato a Blackpool. Vai. Ah, parata di Gilks. Sì, Gilks. Vai che voglio andare sotto diretto a più 4, cazzo, per poi cercare di portare a casa la vittoria e andare a un più 7 e ipotecare il primo posto, sarebbe bellissimo. Attenzione, però stiamo buoni, gol, mamma mia. Quanto golis c'è. Tanto vediamo il Nottingham Forest cosa combina. Warnock, Hostin, Lees, Cracker Doria, Lees, Summer. Austin, bravissimo per roba. Andiamo, Nobel, Beck che è tornato dopo l'infortunio, Beck, 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 Beck. Nottingham, cazzo, proprio, Diouf di testa a qualcuno, tiro di Ledley, gol! Gol di Ledley! Joe Ledley! 1-0 Leeds! Grandissimi, il Nottingham Forest perde in casa col QPR, incredibile amici, incredibile. Attenzione Lis, mamma mia, quel terreno è veramente ghiacciato, eh. Cracker Doria fallo su Cracker Doria. Mamma che giocatore Cracker Doria. E Sheva, il mio allenatore in seconda, mi ha detto che sta migliorando tantissimo, che presto diventerà un fenomeno anche della Premier League e godo. Diouf Lis 2-0, mamma che incornata di Lis. Ha sfiorato il gol già, adesso ha segnato 2-0. Grandi ragazzi, grandi ragazzi. 2-0, attenzione 2-0 del QPR su Nottingham Forest, in questo momento è più 7 con lo scontro diretto alla prossima partita. Stiamo calmi. Ragazzi, questo Leeds c'è. Continuiamo così. E giochiamo che fa 3 giorni, quindi tra poco andiamo a fare un bel turnover massiccio. Giochiamo il 29 contro il Nottingham. Nobel di testa, fuori gioco e palo di Hoba Martins. Andiamo con la McCormack per Ocampos. Non puoi fare grazie. Togliamo via i giocatori chiave, fuori Nobel e dentro Biondini. E mettiamo anche
Christopher Kramer per Austin. Ok ragazzi, tanto non penso no, attenzione al Nottingham, autogol di Hill, Nottingham Forest 1, QPR 2, stiamo tranquilli però dai, guarda, noi dobbiamo vincere la nostra. 3 € del QPR Phillips, QPR 3, Nottingham Forest 1, incredibile, incredibile, incredibile Nottingham. Dai, dai ragazzi, dai. Roba nostra, bravissimo lì, sparita strepitosa di Liz Ladley. Ladley per Biondini, Biondini traversa! Cosa aveva fatto Biondini, raga? Questo Leeds, squadra giovane con qualche giocatore esperto, sta giocando, sta facendo una championship devastante, eh? Dopo un po' di difficoltà, soprattutto in trasferta, adesso il Leeds viaggia veramente a un ritmo incredibile. Non sbagliamo più un colpo in campionato. E finisce ragazzi, vittoria per 2-0 del Leeds United. Complimenti ragazzi, complimenti. Più 7 sul Nottingham Forest ragazzi, se vinciamo la prossima andiamo a più 10. Raga, un saluto del Commendone veneziano, questo Leeds mi gasa. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.